esce sconfitto dal ballottaggio a Vittorio Veneto. Mirella Balliana è stata eletta sindaco con il 53,66%, lo sfidante Gianluca Posocco si è fermato al 46,34%, un ballottaggio segnato da un'affluenza alle urne ai minimi storici poco sopra il 41%. La città svolta a sinistra, dedico questa vittoria a chi lavora, dice Balliana, che raggiunge il luogo dei festeggiamenti in bicicletta. Sarò il sindaco di tutti. Riconosce la sconfitta lo sfidante Gianluca Posocco, i leghisti hanno votato centrosinistra, dice scontro nel corso della nostra diretta tra Gian Antonio Darè e il vice segretario della Lega Riccardo Barbisani. Una rissa a suoni, bastonate e bottigliate fra cittadini stranieri in una villa disabitata a Mogliano Veneto, aggrediti i carabinieri, 2 persone sono state arrestate. Nel carcere di Udine si sono tenuti gli interrogatori ai 5 fermati dalla polizia per l'aggressione a Shinpei Tominaga. Il cerchio si stringe sul trevigiano Battistella, Conegliano parla, un'ex vittima della gang. Aumentano i controlli nella città di Conegliano, specialmente nell'area calda del Biscione, spiega il nuovo piano della polizia locale il comandante Malamace, servono strumenti contro i soliti noti. Raid di furti nella Marca, un residente aggredito dai ladri a Vivano di Godega Sant'Urbano, in manette 2 ladri a Conegliano che avevano fatto irruzione in una casa. Chiuse le indagini della Guardia di Finanza di Treviso, 25 bidelli avevano attestato il falso per scalare le graduatorie, sono stati denunciati. Lutto in città per la scomparsa di Pino Pezzella, gallerista e consulente, ha insegnato il gusto dell'arte ai trevigiani. A Treviso aveva aperto diversi negozi di pitture, in gioventù era stato cestista e colonna della Canottieri Sile. Sabato 29 giugno il funerale. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito, ovviamente in primo piano la politica con il ballottaggio e con la vittoria di Mirella Balliana a Vittorio Veneto. Ma com'è andata questa giornata? Ce la spiega, perché lo vedo già nel nostro schermo, la nostra Lina Paronetto. Lina, buonasera. Ciao Daniela, buonasera ai telespettatori. Allora, abbiamo qui il nuovo sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Balliana. Stiamo già riflettendo, uno dei suoi collaboratori, un ragazzo giovanissimo in lista, eccolo qua, Michele. Stiamo già ragionando di sistemare i fiori dell'aiuola, vero sindaco? Operativa da subito e con i bei fiori per festeggiare che ha in mano Mirella Balliana. Ricordiamo che oggi ha completato quello che aveva già messo in atto nel primo turno e quindi portato a casa questo ballottaggio con circa il 54% dei consensi contro il 46% di Gianluca Posocco. Non è bastato l'appello al voto di Fratelli d'Italia, non è bastato l'appoggio seppur tiepido della Lega, probabilmente diversi leghisti hanno votato lei, Balliana, è così? Sì, molto probabilmente sì, noi raccogliamo oltre ai nostri voti del primo turno, abbiamo raccolto ulteriori voti, penso anche dall'elettorato di centrodestra, della Lega, molto probabilmente un elettorato forse ormai stanco della scorsa amministrazione uscente. C'era volontà di una discontinuità rispetto all'amministrazione uscente e quindi molto probabilmente ho intercettato anche questi voti. Ecco, lei si era fatta i suoi conti dall'inizio, poi sono stati 15 giorni che hanno riazzerato tutto. Sì, esatto, il ballottaggio è sempre una partita nuova, si riparte da 0-0 e è vero che magari Posocco ha recuperato qualcosa rispetto ai voti, doveva recuperare 1100 voti, abbiamo vinto per un distacco di 800 voti, però insomma noi abbiamo sempre puntato alla questione della partecipazione, del coinvolgimento dei cittadini e questo sarà anche per il futuro della nostra amministrazione. Allora, con Gianluca Posocco, candidato diciamo di una parte di centrodestra, perché sappiamo che c'è stata la scissione con Gian Antonio Darè, Forza Italia che comunque ha seguito questo candidato, sono andati al ballottaggio con Giovanni Braido, invece candidato di Fratelli d'Italia e Lega, che ne è rimasto fuori. Noi abbiamo scambiato naturalmente nel pomeriggio 2 parole di commento della vittoria di Mirella Balliana, con cui si sono anche fatti i complimenti, insomma stretti la mano eccetera, non proprio 2 avversari accaniti, 2 persone probabilmente con anche delle similitudini nel punto di vista con cui guardano il futuro della città e che si sono dette anche di collaborare. Certo, infatti il nostro intento è quello di avere una collaborazione a 360 gradi con tutti i cittadini, con tutte le forze di opposizione e di minoranza, con tutte le attività produttive, il tessuto sociale ed economico. Tutti assieme potremo stilare quello che sarà il rilancio della città di Vittorio. E allora chiederei gentilmente alla regia di farci sentire le parole di Gianluca Posocco.
Sì, già ieri ho visto che l'affluenza era veramente bassa e era più alta nei seggi dove tendenzialmente votano a sinistra, e ho capito che avrebbe vinto Mirella. Chi è che non è andato a votare? Chi ha votato magari dall'altra parte? Perché qui è mancata una parte di centrodestra, un pezzo di centrodestra. Sì, le analisi le faremo con calma. Io ho visto che i nostri voti li abbiamo presi, ho visto seggi che avevano votato per Giovanni Braido che hanno la maggioranza di Mirella, quindi presumo che parte dell'elettorato della Lega abbia votato a sinistra. E questo come lo commenta? Era logico, lo immaginavo. Un conto è la politica, che è la politica, un conto sono le persone che rappresentano un partito, e qui a Vittorio, conoscendo le persone, non avevo dubbi che avrebbero votato di là per vari motivi, tra cui ripicche varie eccetera, ma ci sta. Perché appunto noi abbiamo intervistato oggi pomeriggio Toffoli di Fratelli d'Italia, che ha detto: noi abbiamo dato un'indicazione precisa, abbiamo corso per Posocco in questi ultimi giorni, la stessa Lega quantomeno aveva detto Baliana no, ecco, più che Posocco sì. Sì, può essere, non lo so, ripeto, ho visto alcuni seggi in cui si è verificato il contrario, ma va bene. Cosa si è detto con Tony Darè? Niente, mi dispiace per Tony perché veramente ha fatto un gran lavoro, abbiamo detto di non perdere queste risorse che tanto hanno lavorato per noi, perché quando hai delle persone così cominci un attimo a coinvolgerle, senz'altro fra qualche anno saranno pronte per poter prendere in mano questa magnifica città. Glielo chiedessero adesso, rifarebbe questa avventura, tornerebbe a seguire Tony Darè in questa scissione leghista? Ancora di più, e lo rifarei al 1000%. Ho fatto la scelta giusta. Così allora Gianluca Posocco, domani mattina Mirella al lavoro, primo giorno. Sì, domani mattina saremo qui di buon'ora, perché chi mi conosce sa che io ho tanta volontà di lavorare, quindi farò poca festa questa sera. Sì, starò assieme agli amici che hanno condiviso con me questo percorso, però domani mattina saremo sicuramente operativi fin da subito. Senta, la giunta ce l'ha già in mente? Sì, abbiamo quasi più di 3/4 di giunta al completo, adesso ci manca un po' di sistemare alcune competenze, ma insomma siamo a buon punto. Ma ci fa qualche nome? Beh, sicuramente il consigliere De Antoni, che è insomma molto afferrato sulla questione del personale e del bilancio, poi sicuramente ci sarà anche qualche esponente del PD, visto il risultato che ha fatto in città, e comunque ringrazio il Partito Democratico per l'appoggio, e poi vedremo gli altri nomi. E invece Daniela, questo pomeriggio c'è stato un bello scambio in diretta qui da Vittorio Veneto tra Gian Antonio Darè e Riccardo Barbisan in studio ad Antenna 3 sul naturalmente quello che è stato appunto questa frattura nella Lega, perché oggi abbiamo più volte posto l'interrogativo, no? Mirella Baliana sì, ha fatto un bel lavoro, ma naturalmente si è inserita in una frattura del centrodestra che in qualche modo ha spianato un po' la strada, e di certo ha creato un grosso problema anche per il futuro del centrodestra qui a Vittorio Veneto. Sentiamo questo scambio. In realtà saremmo andati a governare questa città se ci fosse stata la possibilità di fare un apparentamento formale, proposta che non mi pare ci sia mai giunta, almeno a me nessuno mi ha chiamato per vedere di fare un apparentamento formale a Vittorio Veneto in modo che la Lega potesse chiaramente entrare in maggioranza. Comunque di tutte queste cose parleremo eventualmente nelle sedi opportune. Sarebbe stato bello poter riunire il centrodestra e fare quello che non eravamo riusciti a fare al primo turno, ma di apparentamenti formali come sono stati fatti a Bassano e ci permettono oggi di vincere, a Vittorio Veneto non ne sono mai stati proposti né fatti. Ti dico soltanto una cosa, allora l'apparentamento lo fa solo ed esclusivamente il candidato sindaco, ma mi pare che fare apparentamenti con un vostro candidato che la prima intervista ha iniziato ad insultarmi, credo fosse difficile fare qualcosa assieme. Ci troveremo in consiglio comunale. Si fanno con le liste. No, ma si fanno anche per volontà del sindaco. Non proprio. Per legge. No, non proprio. Sì. Vabbè. No. Sì.
Sì. Per volontà del sindaco di Quindi, Posoco. caro... Allora Tony, io potrei dire ascolta, se lo avete insultato in sezione, e qua mi fermo perché la polemica ne abbiamo fatto finché basta, adesso facciamo tutti e due in opposizione, avrà modo dopo 4-5 mesi, vedrà che com'è bello fare opposizione al PD e magari anche a qualche frangia più estremista del PD, e quindi capirà che io l'ho fatta, la farò ancora, e guardi, io ti ripeto, questo è il ruolo che mi ha assegnato il cittadino vittoriese e io lo porterò avanti fino alla fine. L'ho fatta anch'io opposizione al sindaco Maniddu, so com'è fare opposizione. Comunque diciamo che questa lezione possa insegnare a tutti. Mi permetto di dire solo che quando era il momento di scegliere il candidato sindaco ho sentito dalle tue parole chiare e inequivocabili che il tuo candidato sindaco non poteva essere lo stesso candidato sindaco della Lega di Alberto Stefani, e quindi a mettere un macigno, una pietra definitiva sul fatto che saremmo dovuti andare divisi, ecco, diciamo che le responsabilità sono divise in modo equanime se vogliamo essere buoni. Questo dunque il vivace scambio, e ce ne sarà da dire sicuramente anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ultimissime due cose, una dedica di questa vittoria, Mirella. Io la dedico a tutti i cittadini di Vittorio Veneto, a coloro che si alzano la mattina presto per andare a lavorare, per curare le proprie famiglie, agli operatori dell'ospedale che sono sempre impegnati con i turni massacranti, e quindi va veramente una dedica a tutti i cittadini di Vittorio Veneto. Stasera si festeggia? Sì, stasera festeggiamo con le dovute maniere e con un po' di sobrietà, niente di che, perché non abbiamo vinto un campionato, ma ci siamo assunti una grossa responsabilità e quindi ce la sentiamo fino in fondo. Lei che è sportiva è pronta a correre? Sì, naturalmente ho già messo le scarpe da ginnastica e quindi sono già pronta a fare le prime corse. Grazie Mirella Balliana, complimenti naturalmente per questa elezione. Noi da Vittorio Veneto con Nicoletta Rizzetto restituiamo la linea allo studio. Daniela. Grazie davvero alla nostra inviata Lina Paronetto, che assieme a Nicoletta Rizzetto ci hanno raccontato di questa giornata importante e anche giornata storica per Vittorio Veneto. Chiudiamo quindi la politica e continuiamo invece con la cronaca. Una rissa a suon di bastonate e bottigliate fra cittadini stranieri in una villa disabitata in via dei Mille a Mogliano Veneto. L'intervento dei carabinieri, aggrediti i militari dell'Arma, 2 persone sono state arrestate. Una lite furibonda, urla e minacce, poi sono spuntati bastoni e bottiglie rotte. Dalle parole ai fatti è stato un attimo. Una villa disabitata occupata abusivamente in via dei Mille è diventata teatro di una mega rissa fra cittadini del Marocco. Alcuni residenti allarmati hanno allertato i carabinieri. Tra via dei Mille e l'ex albergo La Meridiana si sono sentite le sirene delle auto delle forze dell'ordine. I lampeggianti hanno illuminato l'area. In forze militari dell'Arma hanno raggiunto la zona. I catenacci sono stati divelti più volte. I contendenti, che si erano spostati davanti all'ex albergo sotto l'effetto di alcolici, hanno reagito con violenza ed hanno aggredito i carabinieri. Uno è stato colpito alla testa con una bottiglia, un altro ferito. Sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. 2 cittadini nordafricani sono finiti in manette per lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Per loro ci sarà il processo per direttissima. Erano molto agitate, mi hanno detto che hanno usato anche il taser, insomma hanno dovuto calmare gli animi. Operazione eccezionale dei nostri carabinieri, è un'area che conosciamo, dove in passato c'erano state già delle occupazioni abusive. Un via vai di persone nella struttura ad ogni ora, ogni giorno. Non è la prima lite, questa ci dicono sconfortati i cittadini. Ieri è stata la rissa, abbiamo visto i carabinieri arrivare, le battuglie, sono arrivate 3-4 battuglie, è cominciata la rissa, sentivamo le voci, le grida. E basta, dopo sono arrivate l'ambulanza e hanno caricato i ragazzi dentro e sono andati via. Non solo, ma oltre alla villa disabitata, gli stranieri hanno anche occupato il giardino dell'ex albergo La Meridiana, porte murate per evitare l'ingresso, ma questo non è bastato.
da mesi, tant'è che insomma l'ordinanza di chiusura di questi immobili, di diciamo sigillatura e chiusura delle entrate, delle porte, delle finestre, insomma l'abbiamo fatta insomma alcuni mesi fa e i proprietari hanno ottemperato chiudendo la struttura. Se poi questi di nuovo riescono ad entrare, insomma solleciteremo di nuovo le proprietà a sigillare queste proprietà. Tra l'altro hanno anche presentato dei progetti di riqualificazione degli immobili, quindi ecco, presto partiranno anche i cantieri per sistemare questi 2 immobili. Il raid di furti nella Marca, un residente aggredito dai ladri a Bibano di Godega, Sant'Urbano, in manette 2 ladri a Conegliano che avevano fatto irruzione in una casa. Le pattuglie dei carabinieri hanno girato in lungo e in largo questa zona dove è avvenuto il furto. I ladri hanno fatto irruzione in una casa in via Marconi dove è avvenuta una colluttazione tra il proprietario, un 40enne, e i malviventi. È accaduto a Bibano di Godega, Sant'Urbano. Le urla della vittima hanno fatto accorrere i vicini di casa facendo fuggire i criminali. Atto gravissimo, dice il sindaco. Già l'entrare nelle case dei nostri cittadini insomma è sicuramente un qualcosa di grave che accade, in più sapere che c'è stata una colluttazione fisica ovviamente crea ancora più preoccupazione. Ladri che nelle ultime ore hanno girato fra Bibano e Pianzano. Noi proprio poche settimane fa abbiamo approvato in giunta la sottoscrizione del protocollo con la prefettura per quel che riguarda il controllo di vicinato che appunto a breve arriverà anche a Godega. Era stato fatto un primo incontro con la cittadinanza, adesso abbiamo inviato il protocollo firmato, attendiamo il proseguo per poi definire il tutto. Inoltre è stata fatta domanda, ha spiegato il sindaco, per un piano che prevede 8 punti di videosorveglianza nel comune. A Conegliano invece i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato in flagranza di reato 2 cittadini marocchini di 21 e 22 anni che hanno fatto irruzione in una casa di via Gorizia, il cui proprietario era fuori città per lavoro. I 2 soggetti hanno depredato per ben 2 volte lo stesso appartamento tra venerdì, sabato e domenica. Il secondo blitz è stato fatale ai 2 giovani trovati in possesso di 2 cellulari, un paio di occhiali da sole, un portamonete contenente 4.000 euro, 2 monete straniere antiche ed una carta Postepay prepagata. I 2 la sera prima, oltre a ferirsi ad una mano, avevano portato via dalla stessa abitazione altri oggetti. Tutta la rifurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, convalidato l'arresto per i 2 che rimangono in carcere. Ed ancora il questore di Treviso, a seguito del provvedimento di espulsione giudiziaria emesso dal magistrato di sorveglianza di Avellino, ha disposto l'accompagnamento alla frontiera di un cittadino albanese classe 91 pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. L'uomo sarebbe responsabile di numerosi furti in varie città d'Italia, tra cui Padova e Venezia. Ed ora andiamo ad Udine perché nel carcere si sono tenuti gli interrogatori ai 5 fermati dalla polizia per la brutale aggressione a Shinpei Tominaga. Il cerchio si sta stringendo sul trevigiano Battistella, quindi vediamo chi sono i 5 fermati dalla polizia per la rissa tra venerdì e sabato. 3 di loro sono ben noti nel trevigiano. Mentre Shinpei Tominaga continua a lottare tra la vita e la morte sotto terapia farmacologica nell'ospedale di Udine, la sua famiglia lo sta raggiungendo in Italia per stargli vicino, nel mentre gli aggressori sono stati subito individuati e fermati già nella stessa nottata tra venerdì e sabato. Hanno tutti tra i 20 e i 30 anni, nello specifico Samuele Battistella, 20enne di Vittorio Veneto e residente a Mareno di Piave, Daniel Wedam di Conegliano, così come ivi residente Abdallah Jouama, 22enne, originario anch'egli di Vittorio Veneto. Ad Armanforte a questo gruppo 2 ucraini residenti a Pescara, Ivan Boklac e Oleksandr Vitaljovich Petrov. La banda allargata stava pestando un ragazzo che ha provato a cercare rifugio nel locale Buonissimo Kebab. Il malcapitato, difeso da Tominaga e 2 suoi amici, ha scatenato ulteriore violenza che ha fatto degenerare il tutto. Proprio la visione di Shinpei a terra colpito da un pugno ha in qualche modo fatto desistere la banda dal continuare il brutale pestaggio e a far perdere le proprie tracce, ritrovate però immediatamente dalle forze dell'ordine. La procura di Udine ha aperto un fascicolo per rissa aggravata e lesioni gravissime che tramuterebbe immediatamente in omicidio preterintenzionale qualora purtroppo Tominaga non dovesse farcela. Per gli ucraini che lavorano a Udine è stata chiesta la misura non detentiva ma solo il divieto di dimora in regione, mentre per i 3 del Trevigiano la richiesta è di custodia cautelare, in particolare di chi ha sferrato il pugno verso Shinpei. Da appurare chi sia stato, anche se dalle testimonianze si sa che è stato uno dei 3 trevigiani.
Una banda ben nota a Conegliano e dintorni, quella che era all'inizio una baby gang e che ora non è più così baby, anzi, ed è di una grande pericolosità per tutti i cittadini. Tutti e tre atletici, vigorosi, così li ricorda chi nel 2022 è stato aggredito dagli stessi con un modus operandi purtroppo simile. Gli stessi tre, sempre loro, con l'aiuto di uno straniero quella volta non identificato, presero di mira il titolare del locale Tribeca per rubargli l'incasso con tante percosse che non si dimenticano facilmente, come nemmeno l'assalimento a bottigliate ad aprire il cranio di un malcapitato che in zona stava dando in escandescenza e che è stato preso di mira dalla banda prima che compisse il colpo. Da capire cosa li ha fatti scattare questa volta, probabilmente non soldi, forse un regolamento di conti in cui si è trovato in mezzo, nel posto e nel momento sbagliato, Shinpei Tominaga. E dunque Shinpei Tominaga è attaccato alle macchine che lo tengono ancora in vita, sono attesi questa sera i familiari. Oggi l'udienza di convalida dell'arresto dei 5 ragazzi interrogati in carcere. Come avete sentito, il giudice Carlotta Silva si è riservata la decisione attesa entro domani. Shinpei Tominaga, 56 anni, è attaccato alle macchine che lo tengono in vita nel reparto di terapia intensiva di Udine, in attesa dell'arrivo dei familiari informati della gravità delle condizioni per decidere il da farsi, considerato lo stato di morte cerebrale in cui versa. Dall'evoluzione della situazione dipenderà il reato contestato ai 5 giovani, 3 italiani residenti nel Trevigiano e 2 ucraini residenti a Pescara. Se fino a questo momento le ipotesi di accusa erano per i 3 italiani di rissa aggravata e lesioni gravissime, per questi ultimi e in particolare per chi ha sferrato il pugno in faccia a Tominaga si va verso l'accusa di omicidio preterintenzionale. Oggi nel carcere di Udine il GIP Carlotta Silva ha interrogato i 5 giovani nell'ambito dell'udienza di convalida degli arresti richiesti dal PM Laura Collini con la custodia cautelare in carcere per i 20enni Samuele Battistella e Abdallah Jouma, per il 22enne Daniele Wedam e il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia per i 2 ucraini Petrov Alexander Vitailovic di 31 anni e Ivan Boklaz di 29 anni. Dalle indagini sarebbe emerso che in via delle Pelliccerie a colpire Tominaga nel ristorante etnico Buonissimo Kebab con un violento pugno in faccia che gli ha fatto perdere l'equilibrio provocando la caduta a terra e il trauma cranico con fratture multiple sarebbe stato Samuele Battistella. Io assisto il signor Battistella al momento come difensore d'ufficio in attesa di verificare se assumerà un incarico fiduciario. Mi limito soltanto a riferire che ha reso un interrogatorio, ha voluto conferire con il giudice e adesso raccontare come si sono sviluppati i fatti. E poi. Shinpei Tominaga era intervenuto alle 3:30 nella notte tra venerdì e sabato insieme a 2 persone che erano con lui nel tentativo di salvare Petrov Alexander Vitailovic da un ulteriore pestaggio. Ha spiegato al GIP la sua posizione, ha ricostruito i fatti e ha rappresentato di essere appunto stato colpito in modo reiterato e assistito e aiutato anche dai passanti che gli hanno consigliato di fare ingresso all'interno del pub dove è stato rincorso da altri e lì poi hanno aggredito anche la persona offesa. È rammaricato e è molto dispiaciuto per quello che è successo, pensando in effetti che la vittima era poi in fondo era lui, la vittima designata era lui. Dopo circa 2 ore dal suo arrivo in via Spalato per gli interrogatori, il giudice Carlotta Silva ha lasciato il carcere, riservandosi la decisione sulla convalida degli arresti attesa entro domani. E lo avete sentito, si tratta di una banda che avrebbe agito più volte in passato a scopo di rapina, come proprio ci ha raccontato il proprietario di un bar di via Lourdes a Conegliano. E mi hanno brincato in 3 e mi hanno messo giù per terra, uno si è seduto sopra e mi hanno portato dei soldi e dopo io ho preso e me ne sono andato a casa, perché comunque tra il panico, tra questo e quell'altro ho detto comunque mi è andata bene che non mi hanno fatto fuori. Racconta ancora con un po' di apprensione l'aggressione con rapina subita nel 2022 dalla banda che venerdì notte ha colpito ripetutamente a Udine Shinpei Tominaga, 56 anni, giapponese che ora lotta tra la vita e la morte.
Harit Singh, indiano dall'età di 8 anni interpretato a Conegliano, ci accoglie nel suo bar e ci racconta la sua vicenda, anche per dimostrare come questi giovani agiscano coscientemente, non come ipotizzava qualcuno, come risposta alla noia o peggio come ricerca di consenso tra i coetanei. Sbagliato chiamarli baby gang, sottolinea Harit. Loro agiscono in maniera organizzata e soprattutto violenta, con lo scopo di rapinare le vittime. Non a caso nel 2022, prima di aggredirlo, si sono avventati su un suo amico. E lui si era accorto che mi avrebbero seguito. Quando lui ha provato a fermarli, gli hanno tirato una bottigliata in testa, una bottiglia di birra in testa, e dopo mi hanno seguito a me. Quindi l'aggressione al giapponese di venerdì, secondo Harit, sarebbe la reazione violenta alla rapina che stavano mettendo in atto nei confronti della persona che Tominaga ha cercato di difendere. Giovani che Harit prima ha denunciato e successivamente anche incontrato in vista dell'udienza già fissata agli inizi di luglio. Quello che stupisce, sottolinea la vittima, è l'indifferenza di queste persone. Poi io questi ragazzi li ho visti in giro e io, anche parlandoci insieme, ho detto ragazzi, se un domani sarà un processo, a me va bene lo stesso, basta che voi vi rendiate conto di quello che avete fatto. E loro cosa hanno detto? Sì, non so perché qua, perché là, così. Quello che deve preoccupare, questo Harit lo sottolinea da gestore di un bar, è che per le giovani generazioni è la normalità. Secondo te loro sono violenti, non hanno cultura? Cioè, voglio dire, sono... Comunque ragazzi d'oggi, sì, non sono i bravi ragazzi, ma sono i ragazzi d'oggi. Anche qua a Conegliano la situazione non è semplice, ci sono scippi tutti i giorni, qua si scippano le persone per la strada, cioè sei in bicicletta, ti buttano giù la bici, ti portano via quello che hai addosso e non è normale. E tra le considerazioni di Harit, che ha mantenuto i legami con l'India dove è nato, una riguarda il parallelo tra la società lungo il Gange e la nostra. In India non funziona così. Perché in India come funziona? In India ti tagliano le mani. Una banda, quella che ha aggredito dunque il 56enne giapponese a Udine, già nota alle forze dell'ordine per una lunga serie di reati tra vandalismo, spaccio e piccoli furti. Il loro punto di ritrovo, il Biscione a Conegliano, che condividono con altri protagonisti della microcriminalità cittadina. Il punto, diciamo così, più presidiato ma contemporaneamente più critico resta il Biscione. Beh, sicuramente è un luogo di aggregazione perché è un luogo che tutela l'intimità, tra virgolette, di queste persone, in quanto è nascosto dalla strada, è a ridosso del muraglione della linea ferroviaria e quindi loro agiscono indisturbati perché hanno questa riservatezza. E forse venerdì sera sono proprio partiti dal Biscione Samuele Battistella e gli altri due componenti della banda che a Udine hanno aggredito prima un giovane e poi il 56enne giapponese Tominaga, riducendolo in fin di vita. 3 dei 5 che per la procura di Udine sarebbero responsabili di risse aggravate e lesioni gravissime che potrebbero diventare omicidio preterintenzionale se Tominaga non dovesse farcela. I 3 trevigiani ora sono in cella e tra loro il responsabile del pugno fatale. Giovani noti da tempo alla polizia locale di Conegliano. Sì, sono persone che ormai da 4-5 anni identifichiamo di frequente in centro perché magari dediti a piccoli danneggiamenti che fanno in città. Un sottobosco giovanile che si fa forza col gruppo. Quando sono in gruppo cercano di essere un po' bulletti, poi naturalmente quando vengono accompagnati in comando oppure presi singolarmente vediamo che dietro ognuno di loro si evidenzia qualche fragilità. Famiglie inesistenti, bassa frequentazione scolastica, uso smodato di cellulare e tablet oltre che a droga portano alla violenza e alla sopraffazione. Naturalmente questi ragazzi vivono in un'ottica di prevaricazione, di individualismo e pensano di poter fare tutto ciò che vogliono. Ingredienti che compongono la microcriminalità presente al Biscione, sulla quale le forze dell'ordine da sabato scorso hanno deciso un ulteriore giro di vite. Quindi carabinieri, polizia di Stato e polizia locale che già hanno portato i loro frutti perché sabato sono stati operati 3 sequestri di sostanze stupefacenti proprio a ridosso del centro cittadino. Ma accanto alla sorveglianza, secondo il comandante, per far rispettare le regole deve passare il concetto che chi sbaglia paga. Credo che un percorso parallelo alla giustizia, quella tradizionale, sia quello della giustizia riparativa.
E si è conclusa da poco l'autopsia sul corpo del parroco trevigiano Don Luigi Bassetto, morto all'ospedale di Feltre dopo una dose decuplicata di morfina, un fatto per il quale è stato sospeso anche un infermiere del nosocomio che ora si trova indagato. La difesa ha partecipato con un proprio consulente. Si tratterebbe di un caso molto delicato, stando alle prime informazioni. Ad effettuare l'esame l'anatomopatologo Antonello Cirnelli. Si attendono gli esiti delle indagini dei carabinieri e l'esito degli accertamenti istologici e tossicologici sui tessuti e sui liquidi acquisiti nel corso dell'autopsia. E continuiamo ancora con la cronaca. Fingevano di aver svolto attività in 2 diplomifici di Nocera Inferiore per avere punti in graduatoria e aggiudicarsi un posto di lavoro come collaboratori scolastici in istituti trevigiani. L'indagine della Guardia di Finanza di Treviso ha portato a denunciare 25 persone. 25 persone che hanno conseguito dei diplomi e anche in questo caso hanno attestato di aver lavorato presso scuole del tutto inesistenti. Diplomifici della provincia di Napoli che esistevano solo sulla carta e in cui dunque non veniva svolto nessun tipo di attività didattica. È lì che le 25 persone denunciate dalle Fiamme Gialle di Treviso hanno dichiarato di aver lavorato per poter avere più punti in graduatoria e vedersi assegnare così il posto di lavoro come collaboratori scolastici in istituti del Trevigiano. In particolare indagini pregresse fatte a Nocera Inferiore avevano dimostrato che queste 2 scuole erano di fatto inesistenti, quindi tutti coloro che avevano dichiarato di aver lavorato in quelle scuole avevano ovviamente prodotto delle certificazioni false. Abbiamo proceduto a denunciare alla Procura della Repubblica queste 25 persone per i reati di falsità in atti e oltre a questo faremo anche una denuncia alla Corte dei Conti perché vi sono anche dei profili di responsabilità erariale che emergono in maniera evidente. Si aggira infatti sui 200.000 euro il danno erariale commesso dalle 25 persone in questione nel biennio 2018-2020. L'indagine rientra nell'ambito dell'operazione 101 e lode del 2021 che aveva accertato che 101 persone avevano attestato falsamente di aver conseguito diplomi di qualifica professionale con il massimo dei voti. Questo è un chiaro segnale che noi vogliamo dare perché l'attenzione della Guardia di Finanza e della magistratura è sempre alta su ipotesi di frodi che coinvolgono anche il personale della scuola. Aveva colpito con uno schiaffo una ginnasta minorenne che era alle prese con una serie di esercizi alla trave. Questa mattina in tribunale a Treviso il direttore tecnico della Gymnasium Villorba, difesa dall'avvocato Luigi Fadalti, è stata condannato a 2 mesi per abusi di mezzi di correzione. I fatti erano avvenuti nel 2017. L'atleta durante l'esercizio era scivolata cadendo dalla trave e l'allenatrice, una coach di livello nazionale della ginnastica artistica, si sarebbe avvicinata alla bambina e l'avrebbe colpita al volto. Presenti in aula oggi i genitori della ragazzina che oggi ha cambiato anche sport e pratica l'atletica leggera. Alla Gymnasium la violenza era il sistema, hanno raccontato la mamma e il papà dell'atleta. La ragazza è un po' dispiaciuta perché avrebbe voluto una pena più severa, ma quella brutta esperienza ormai è alle spalle. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con la sanità, nuovo simulatore per parti difficili all'ULSS 2, tecnologia innovativa che permette di fare esperienze di manovre complesse. Il Cafoncello diventa così centro di riferimento per la preparazione dei medici di ginecologia e ostetricia dell'ULSS 2. Si può simulare il parto podalico, si può simulare la distocia di spalle e si può anche imparare ad utilizzare la ventosa ostetrica. Si chiama Sofi il manichino progettato per la simulazione di parti complessi che dà modo di fare pratica a giovani medici specializzandi ostetriche, medici che lavorano negli ospedali SPOC e anche all'istruzione del personale del SUEM per i parti di emergenza. Realizzato con materiali che riproducono la consistenza dei tessuti umani per rendere l'esperienza del parto più verosimile. Tecnologia di un'azienda del Trevigiano che ha donato il simulatore all'ULSS 2. Far sì che le manovre vengano eseguite nel minor tempo possibile e soprattutto anche senza
perdere la testa, ecco perché in quei momenti è molto difficile anche rimanere concentrati e mentalmente ripassare tutte le varie manovre che devono essere fatte. È importante perché per noi che facciamo 2300 parti qua a Treviso e poi altrettanti in giro per le altre ostetrici, credo sia fondamentale, perché questo serve per preparare le nostre ostetriche, preparare i nostri medici. Sono 1046 nuovi nati al Cafoncello da gennaio ad oggi, 30 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un trend in crescita ma che non ribalta l'emergenza denatalità nella Marca. Si attende intanto il trasferimento del reparto alla Cittadella. In arrivo anche nuovo personale per sopperire alla carenza di organico. Servono 6 ostetriche e 6 OSS. L'abbiamo chiesto alla CRIT e credo che a giorni ci arriva l'autorizzazione. Le ostetriche ci sono, sugli OSS stiamo, ovviamente adesso vedremo se fare dei tempi determinati per portare anche questi in modo tale da poter partire nel nuovo blocco edificio 29 con l'ostetricia e la ginecologia. È scomparso ieri mattina a 86 anni Vincenzo Pino Pezzella, storico antiquario di Treviso, per anni perito d'arte della Camera di Commercio, del Tribunale di Treviso e delle Forze dell'Ordine. Funerali sabato alle 10:30 nella chiesa di Villorba per uno dei personaggi della Treviso, del boom economico che iniziava a investire nell'arte. È stato perito per il Tribunale di Treviso, Camera di Commercio, e soprattutto per qualsiasi professionista, che poteva essere un avvocato o qualsiasi cosa, che aveva una causa in piedi eccetera, si rivolgevano a lui, perché di fronte a destinare un valore a un quadro dovevano passare per forza per lui. Lui era Vincenzo Pino Pezzella, antiquario e uno dei volti della Treviso del boom economico. Nato a Padova da famiglia napoletana, ha portato a Treviso l'eleganza partenopea. Eccolo nel lungomare napoletano, dove spesso si recava per ricaricare il suo talento per l'arte. E a Treviso, se c'era da stimare un quadro o una statua, il telefono da chiamare era quello di Pezzella. Lui è stato per un periodo consulente dell'Arma dei Carabinieri e anche della Guardia di Finanza a Treviso, quando trovavano qualcosa eccetera e magari non sapevano bene come dovevano muoversi, avevano anche la sua consulenza. Un talento che ha coltivato anche con esposizioni importanti, non solo nella sua galleria di Via Canova, ma in tutta la Marca e nel Veneto, fino a qualche anno fa, quando aveva deciso di ritirarsi per l'età e l'inizio della malattia. E domenica mattina, a 86 anni, Vincenzo Pezzella ha lasciato per sempre la sua Treviso, quella che ha coperto d'arte con i Ciardi, Dinetto e tante altre opere divenuti nel tempo veri e propri tesori per chi ha seguito i suoi suggerimenti. Ora il testimone l'ha preso il figlio Antonio e in parte il nipote Alberto. Alle generazioni della mia età in poi credo che lasci molto, perché la grande passione del collezionismo, dell'arte, e di andare a curiosare quella è la nostra storia dell'arte a Treviso. Si è conclusa nei giorni scorsi al Teatro del Circolo Anziani di Mogliano Veneto la 6ª edizione del concorso Canoro Nazionale Fiore d'Argento. 39 i semifinalisti che si sono contesi uno dei 25 posti per la finale. Quest'anno il progetto musicale nato a fine 2017 a cura del direttore artistico Mattia Zanatta e del presentatore e organizzatore Roberto Guidolin ha visto trionfare la giovane promessa della musica italiana classe 2009 Agnese Di Maggio, già vincitrice nel 2022, che ha scaldato i cuori di tutti esibendosi in un pezzo difficilissimo di Lady Gaga. Junior, teenager, senior, over 40 inediti, la grande varietà di categorie in gara ha dato la possibilità di esibirsi a persone di tutte le età. In attesa della prossima edizione prevista a marzo 2025 si può parlare di un bilancio più che positivo, che conta oltre 400 persone coinvolte nella partecipazione delle 6 edizioni di Fiori d'Argento. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Lavori pubblici in primo piano che causano spesso disagi soprattutto nei centri urbani. C'è però chi addirittura dichiara che a causa degli stessi dovrà chiudere la propria attività. Nel servizio riportiamo quanto dichiaratoci, sempre ovviamente disponibili a dare analogo spazio a eventuali risposte. Mai visti tanti cantieri a Cortina. Sarà l'avvicinarsi delle Olimpiadi, ma non è solo la pista da bob a far muovere le ruspe.
Già in occasione di una protesta ambientalista voluta per esprimere il proprio dissenso nei confronti del costruendo impianto olimpico, il corteo era passato e si era fermato nei pressi della stazione illustrando e contestando i lavori previsti. Quei lavori ora sono cominciati e chi ha attività che si affacciano sul viale prospiciente della stazione protesta. Il problema è che il Comune non si è organizzato assolutamente in maniera preventiva. Ecco, io non sono assolutamente contro il progetto, sono contro il momento in cui si è deciso a realizzare, a cominciare il cantiere durante gli innumerevoli cantieri che esistono già per la realizzazione di tutte le opere olimpiche. C'è però a chi va ancora peggio. La storica edicola che si trova proprio sul lato della stazione sembrerebbe addirittura avere i giorni contati. Senza parcheggio la gente comunque non si ferma più, non gira. Poi da sabato hanno chiuso anche l'accesso al piazzale della stazione per le corriere dei turisti e più che altro senza di quello noi non lavoreremo più. Speriamo verrà realizzato entro il 2027. Questi lavori non verranno ultimati alla fine di febbraio 2026 se non il palazzo della questura ex Chipass. Una ventina di giorni fa ci hanno richiamato e praticamente entro il 31 di agosto dobbiamo sbaraccare tutto. Cioè, dovete sbaraccare tutto, vuol dire che dovete chiudere? Sì, l'edicola qui non ci sarà più, basta. 5 turisti tedeschi hanno chiesto aiuto facendo intervenire la centrale del 118 e i vigili del fuoco. Il gruppo, composto da 4 donne e un uomo, era in gravi difficoltà sulle palle di San Martino. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è volato in località Buse Alte, vicino alla forcella alta del ghiacciaio, dove 3 delle escursioniste uscite dalla traccia, mentre la quarta e l'uomo si trovavano sul sentiero ma non si fidavano comunque a procedere per il rischio di scivolare. Il tecnico dell'elisoccorso ha messo in sicurezza le 3 donne aiutandole a spostarsi in un punto agevole per l'imbarco avvenuto con il Verricello. Di seguito anche gli altri 2 escursionisti sono stati issati a bordo con la stessa modalità. I 5 escursionisti sono stati poi lasciati in Val di Gares. Ed ora la politica, quando sembra che fare il sindaco sia una tradizione di famiglia. Vi raccontiamo infatti di chi per la seconda volta ricopre un ruolo già appartenuto alla sua famiglia nelle 2 generazioni precedenti. Ma fare il sindaco è un vizio di famiglia? Se guardo la mia famiglia credo di sì. Sì, perché il nonno Giovanni fu sindaco di San Vito di Cadore per 3 mandati a cavallo degli anni 50 e poi lo fu lo zio Simon per altri 3 mandati. Il loro cognome era del Favero Fauro, famiglia cui De Bon appartiene attraverso la mamma. Lui che già fu sindaco una prima volta 2 legislature fa, perdendo poi di soli 30 voti le elezioni successive, per vincere nuovamente con oltre l'80% nelle ultime consultazioni, con la curiosità che, così come accadde anche nel primo caso, a precederlo è stato un commissario. Per De Bon, sanvitese nel cuore e nell'animo, ma da sempre residente a Belluno, i progetti per il prossimo lustro sono tanti. C'è una situazione difficile, il commissariamento che andava avanti da oltre un anno e quindi mi ha chiesto se potevo guidare questa nuova squadra. Questa seconda volta da sindaco vorrebbe riuscire a fare che cosa per San Vito? Vorrebbe fare le 3 cose che abbiamo scritto nel nostro programma elettorale. Completare a Salgherina per dare degli alloggi a personale strategico che viene da fuori, che non troverebbe sul mercato libero residenza. Vorrebbe rendere più attrattivo il centro nel momento in cui fra poco di più di un anno verrà aperta la variante di San Vito. E vorrebbe risollevare, vorrebbe mettere a posto anche la zona periferica di San Vito, che però è collegata al centro, che è il lago di Mosigo, che è diventata un'attrazione molto importante, e vuoi anche per il film che si sta girando. Le Olimpiadi sono importanti per San Vito o sono indifferenti? Sono assolutamente importanti perché consentiranno al nostro territorio di avere quelle migliorie che tutti ci aspettiamo, soprattutto in termini infrastrutturali. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci.